Febbre alta, dolori, spossatezza, tosse e raffreddore. Puntuale è arrivata anche quest'anno l'epidemia influenzale. Un veneto ogni 100 in questi giorni è già a letto con i classici sintomi, ma la percentuale dei malati sale notevolmente tra i bambini, i primi ad essere colpiti dall'epidemia. In provincia di Treviso al momento si registrano circa 5.000 nuovi casi la settimana. L'apice si dovrebbe raggiungere fra 2 o 3 settimane, con circa 10.000 casi la settimana nella nostra provincia. I consigli per limitare il diffondersi dell'influenza sono quelli di sempre: lavarsi spesso le mani, coprire naso e bocca quando arrivano tosse e raffreddore e soprattutto restare a casa fino a quando non si è guariti completamente, evitando di anticipare rientri a scuola o al lavoro, pena ulteriore diffusione della malattia o pericolose ricadute, perché l'influenza, non bisogna dimenticarlo, se nella maggior parte dei casi si risolve positivamente, può anche avere delle complicanze gravi, tanto da farla diventare la prima causa di morte tra le malattie infettive. Non sottovalutarla, perché non è un raffreddore, l'influenza è una malattia importante, particolarmente nelle persone che hanno delle malattie di fondo, malattie cardiovascolari, diabete, malattie broncopolmonari, in cui l'influenza può essere invece una malattia poi particolarmente significativa e può dare anche complicanze importanti. E quest'anno a preoccupare, pur essendo l'epidemia in linea con quelle precedenti, è la diminuzione del numero di persone che si sono vaccinate. Le coperture sono state inferiori rispetto all'anno scorso, anche perché all'inizio della stagione sono uscite alcune informazioni su vaccini ritirati che danno poi invece la misura soprattutto del grande controllo che c'è su questi prodotti, che ha un po' allarmato le persone, per cui c'è stata un'adesione meno significativa degli altri anni.